Ha suscitato emozione la vicenda raccontata martedì scorso da Tele Sardegna della signora Maria Antonietta Sesto, nuorese ricoverata da oltre 4 mesi in un ospedale tedesco e che necessita di un costoso trasporto medicalizzato per rientrare in Italia. Un episodio che pone una serie di quesiti sulla cooperazione sanitaria interna all'Unione Europea, a cui spesso chi viaggia non pensa. Primo punto, all'interno dell'UE l'assistenza sanitaria urgente, ad esempio in caso di malore o di incidente, è gratuita e assicurata in condizioni di reciprocità a tutti i cittadini dell'Unione. Altra questione è quando si rende necessario il rimpatrio con mezzo medicalizzato. La persona, se non può la persona, un familiare, chiede al distretto sempre di residenza l'autorizzazione a poter utilizzare un'ambulanza all'uopo attrezzato. La famiglia paga il trasporto e quando rientra in Italia nel distretto di residenza si presenta la documentazione, la fattura dei costi sostenuti e in base sia a delle raccomandazioni ministeriali che esistono da tanti anni, non da oggi, e in base a questa legge regionale della Regione Sardegna si avrà diritto a un rimborso in base a delle percentuali che vengono valutate volta per volta in base alle tariffazioni. Mi dispiace molto di questa vicenda di questa signora. Noi abbiamo anche degli uffici URP nell'azienda dove queste informazioni vengono regolarmente fornite, quindi invito calorosamente i familiari a recarsi qua alla casa della comunità San Francesco. Situazioni che provocano grandi preoccupazioni ma che potrebbero essere evitate stipulando per poche decine di euro una polizza prima di partire. Una banale polizza che può essere legata addirittura alla polizza dell'autovettura se uno non riesce a fare altro, oppure una polizza che è legata anche a un biglietto